amici, bentornati al quinto incontro della lettura condivisa del romanzo Ana Rosa de Rios, romanzo da me scritto, pubblicato dalle edizioni NOR. Vai fuori a spararne a Francisco de Rios, così aveva detto Billy Agues a Giuseppe Mannu, che si sa fora e l'uocchisi. Dice che Pedro gli aveva messo in mano una pistola di quelle grandi. Giuseppe presa l'aveva e guardata se l'era. Na chi vidi troppo gotto però. Si guardava quella pistola e era come se non capiva che cosa ci aveva in mano. Tanto dice che si era alzato, era andato verso all'uscita, a ramba al muro. Erano a metà di maggio. Era facendo già caldo dentro il giorno, ma di sera l'arietta fresca già si faceva sentire. Questo Giuseppe dice che quando si era trovato fuori con custugante pistola manna in manoso, non capiva e non sapeva a che cosa farne. Si guardava le mani. Poi aveva alzato lo sguardo e ne aveva visto a mio babbo messo di schiena, chi vi piscende, messo a faccia una gontonata, proprio a un angolo a fianco della porta del Zilleri di Tiandria. Totinduna si era ricordato che cosa doveva fare con quella pistola. Nelle orecchie gli muinavano le parole di Billia, che si sa fora e l'uocchisi. Senza di farne rumore per uno, come un gatto se n'era andato dietro di mio babbo. Ne aveva alzato il braccio e aveva puntato la pistola ai segul desa gonca de babbo meo. Il grilletto aveva premuto. Saballa n'era entrata e uscita in un lampo, n'era entrata da Samole Suttuiu e n'era schizzata fuori dalla fronte quel proiettile. In un secondo tutto il posto si era pienato di sangue, in tempo di niente proprio. Forse babbo meu manco abbizzato in deste e se era capitato. Al rumore forte del colpo che ne aveva appena sparato, Giuseppe era come se si era svegliato di un sonno. Aveva alladarato gli occhi e aveva visto tutto a quel sangue sopra il muro e a babbo buttato in terra ancora scalzonato e il sangue scendendo nel rio della sua testa. Il rumore forte dello sparo gli rimbombava dentro delle orecchie e l'odore dessa bruvera ce l'aveva dentro del naso. Era forte. Dalla canna lunga della pistola era uscendone ancora il fumo. Come svegliato d'improvviso se n'era. Totinduna aveva capito che cosa ne aveva fatto, che cosa gliene avevano fatto fare. L'assusto l'aveva fatto scappare a correre alla parte della campagna. La pistola se l'aveva tenuta stretta in subunzu e ne aveva iniziato a correre assai disperata, con quella pistola calda che quasi sembrava bruciandolo la mano. Quando ha capitato il danno a mio babbo, io ero una pisedduzza di 5 mesi neppure. Un lampo vidi stata sa notizia che avevano sparato a Francisco de Rioso. Tutta Marghiseia a Boghese, gridando che avevano ammazzato a Francisco de Rioso. Quella sera con mamma e Giovanne eravamo nel palazzotto di Turre da mamma Ielogu. A ora delle 5:30, mamma dice che aveva salutato a mamma Ielogu, che era ora di tornarsene a casa a prepararne qualche cosa di cenare per quando doveva tornare babbo. Usciti che ne eravamo da Turre, mamma si era fermata a salutare una di vicinato, di quelle tie che abitavano lì da quando lei ne era nata. E na chi vidi tutta complimentosa con me che ero piccola e con Gianneddu che voleva scapparsene lasciandole la mano di mia mamma. Andando, dice che avevamo fatto più di metà strada per arrivare a casa. E na che dai dei su vedono correndone come una spiritata a Tiettoria, che era del nostro vicinato e si scalessa corte. Disperata, con le mani in mezzo ai capelli, piangendo e urlando come una pazza, completa. «Oi Peppina mia, il te danno non sa sentito, corrite! Oi Dio mio, sa di crascia manna in domo nostra! Peppina logu, donna Peppina, oddio, corrite! A Francisco ha sparato, a Francisco e Rio si sparato a Concalana! Oi Dio mio, corrite, Dio mio!» Gridando come a una senza sentito un'era.
Mamma non era riuscendo a capire che cosa era dicendo con quelle urla e a mano che Tiettoria s'accolsia urlando e correndo, mamma la guardava sempre più attontata, ferma. Correte, le urlava, correte a casa vostra, a vostro marito hanno sparato, correte a casa vostra che lo stanno riportando sopra di una sedia. Mamma si era fermata in mezzo dessa carrella, sembrava di essere diventata una statua, ferma. Non era capendole le parole di Toria, la vedeva troppo agitata, ma era come se quelle parole il cervello suo non le poteva riconoscere. A babbo lo avevano tornato a casa sopra una sedia. L'avevano un po' pulito con stracci di lino che avevano trovato vicino del telaio di mamma, ma Susan ne rio son rivalegata da isa conca. Su colpo però non l'ha morto subito a babbo. Anche se ci aveva 2 buchi in testa, babbo non era ancora morto. Qualcheduno aveva avvisato a dottor Ettore. Aveva fatto preparare acqua a pulirlo bene a babbo. I capelli rossi si erano tutti appizzicatos in sambene. Ci aveva 2 buchi troppo grandi. Nella nuca lo sparo gli aveva bruciato anche tutti i capelli, intorno a Samuele Suttugiu, e in su fronte, de nue ne bessitas a balla, il buco n'era un pochetto più piccolo. Quando mamma, donna Peppina de Logu, si aveva vista il marito suo, Francisco de Rioso, messo lì, sopra del canapè, con tutti quegli stracci pieni di sangue e inghiri buttati in terra, con una mano appoggiata nel pavimento e la testa avvolta nei suoi stracci bianchi di lino, aveva lanciato questo urlo forte, troppo forte. Tutti quelli che erano nella stanza si erano spostati, a chi se n'era andato in salo zitta, a chi se n'era uscito in strada, a chi si era appoggiato al muro della saletta, come a cercare di sparire dalla vista di lei. Mamma si era messa imbenugiata in terra, attaccata al canapè, aveva preso la mano a babbo e se l'appoggiava alla faccia, come a farsi accarezzare da lui, e poi aveva iniziato questo pianto sottovoce, come una gatta che ne torna a cercare i gattini che ne aveva lasciato e non li ritrova più. Fidi un lamento continuo, ma commente che s'erese soffocato. Quando era arrivato il buio, si aveva sciolto tutti i capelli, tutti lunghi quanto erano, lisci e sporchi de su sambene de issu e de sa lagrima suasa, neri come quella notte di maggio che era arrivandone in quel giorno triste di Marghisei.